Campagna Lupia. Mattinata di disagi sulla Romea per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Un urto laterale che ha mandato fuori strada uno dei camion all'altezza di Lughetto verso le 11:30. Nell'impatto è stata coinvolta anche un'auto, ma non sono stati registrati feriti. Fin da subito però si sono allungate le code. Gli automobilisti sono stati fatti transitare a senso unico alternato, rendendo la percorrenza inevitabilmente lunga e lenta. Chioggia. 5 chiogiotti sono stati colti in flagrante dalla Guardia di Finanza nella notte, con un totale di 1 quintale di vongole veraci a bordo di 2 pescherecci. I natanti erano muniti di attrezzi vibranti usati per il sommovimento del fondale per la pesca delle vongole, senza autorizzazioni. Oltre alla licenza di pesca e ai documenti di bordo, mancava un inquadramento sulle posizioni lavorative. Non risultava che i membri dell'equipaggio fossero i proprietari delle imbarcazioni, tra l'altro non adibite alla pesca. Tutto era senza assicurazione. I finanzieri hanno posto sotto sequestro il pesce e le 2 imbarcazioni, mentre per i 5 pescatori sono scattate le sanzioni, dai 3 ai 4.000 euro a testa, per un totale che potrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro. Tessera. Complicazioni all'aeroporto Marco Polo per un volo partito da Napoli e diretto a Venezia, costretto ad atterrare allo scalo di Roma Fiumicino per un presunto problema tecnico. Le stesse procedure sono state adottate anche mercoledì pomeriggio nello scalo lagunare. L'allerta è scattata perché il comandante in fase di discesa ha rilevato l'accensione della spia del carrello ipotizzando un malfunzionamento. Come da protocollo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi del 118, ma anche in questo caso si è trattato di un falso allarme.